Presentazione oggi del progetto ASPAS Innovazione Varietale e Culturale per la ASPA Agricoltura di Successo, diversi e qualificati gli interventi previsti durante il convegno, tendenti a illustrare le finalità del nuovo modo di coltivazione dell'asparago in via sperimentale per il miglioramento della sostenibilità della pianta. Il progetto è sostenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato dell'Agricoltura, dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, dal PSR Sicilia 2014-2022. Ha introdotto i lavori Rosario Marchese Aragona come capofila del progetto, il presidente della Confagricoltura Agrigento. Oggi è una giornata importante per la nostra categoria perché ASPAS, il progetto di cui discuteremo oggi, è il punto di unione fra quello che è stato il nostro pensiero come ordine e come categoria, cioè ripartire insieme in rete con innovazione, con qualità, con sostenibilità ambientale, una progettualità che mette in rilievo quella che è non soltanto l'economia del territorio, ma quelli che sono i principi di uno sviluppo sostenibile e integrato. Oggi l'innovazione a braccetto con quella che è la giusta competenza, e la competenza crea sempre alta qualità, vedremo la realizzazione di un progetto che pone in essere quelli che sono i cardini fondamentali di quella che è l'unione in rete, la sostenibilità ambientale verso un nuovo processo produttivo dove sono coinvolti i soggetti al tessuto più importante, le aziende agricole. Sì, il progetto ASPAS mira a valorizzare, a incrementare la coltivazione dell'asparago, asparago coltivato officinalis, non quello che maggiormente è conosciuto in Sicilia, che è quello selvatico, cioè la cutifolius, e quindi cercare di introdurre innovazioni di processo e di prodotto soprattutto perché c'è una carenza di ibridi, di materiali genetici che siano idonei alla coltivazione in Sicilia, dove questa tipologia di asparago rappresenta una novità, nonostante ci siano già delle coltivazioni da diversi anni, però mancano dei materiali che siano adatti alla peculiarità delle caratteristiche pedoclimatiche siciliane, e di processo perché si mira a ridurre i costi di coltivazione e l'impatto ambientale della coltura, quindi riducendo il consumo di acqua e di interventi tecnici per la coltivazione dell'asparago. È molto importante perché fa parte. Scusa, un attimo, Rosa, un attimo di È silenzio. molto importante perché fa parte di tutto un programma sull'innovazione e la ricerca in agricoltura. Sono circa 52 progetti, ai quali se ne stanno aggiungendo altri 30. Devo dire una Sicilia che continua non solo a scommettere sull'agricoltura ma anche sull'innovazione e sulla ricerca. Credo che sia un elemento importante, un biglietto di visita in questo contesto di Green Deal e Farm to Fork, che sono linee guida della Commissione Europea. L'impresa agricola siciliana continua ad esserci e oggi nella dimostrazione anche con un progetto innovativo come questo sull'asparago. Il progetto ASPAS è un progetto finanziato dall'Assessorato Agricoltura barra Regione Sicilia e quindi Comunità Europea con la misura 16.1. È un progetto che riguarda l'innovazione del prodotto, l'innovazione dei processi produttivi. Ecco, nella nostra iniziativa abbiamo previsto, e devo dirvi che è una grande avventura, la coltivazione di un asparago domestico, di asparagi domestici, perché di fatto abbiamo più cultivar di asparagi, circa 4-5, che abbiamo messo a dimora in areali diversi. Abbiamo un campo sperimentale in provincia di Ragusa, nella fattispecie a Scoglitti, quindi una zona a mare con terreni sabbiosi, con acqua che ha una alta conducibilità. Un altro campo sperimentale l'abbiamo a Naro, quindi siamo a oltre 500 metri dal livello del mare, con terreni diversi, e lo abbiamo messo sotto telo. Ecco, il nostro obiettivo è vedere come si comportano queste specie di asparago domestico, di avviare delle nuove produzioni alternative a quelle dei territori di riferimento, quindi che possa essere delle nuove opportunità per i nostri imprenditori, anche perché ci stiamo accorgendo principalmente quest'anno che le produzioni locali, le produzioni storiche locali stanno soffrendo delle crisi di mercato, quindi potrebbe essere un'occasione per il nostro agricoltore di diversificare quello che fa nelle proprie aziende, di creare fonti di reddito aggiuntive, ci auguriamo, perché oggi in agricoltura non si fa tanto reddito, sempre con un occhio all'ambiente, alla tutela dell'ambiente, al risparmio idrico, usando dei prodotti a residuo zero con impatto ambientale zero.
È un progetto molto interessante, molto articolato anche sotto il profilo dell'innovazione varietale e delle tecniche agronomiche innovative che sono finalizzate a, per così dire, aumentare l'efficienza delle risorse, aumentare anche la sostenibilità nella coltivazione appunto di asparago. Sono presi in considerazione svariati aspetti, dicevo appunto l'innovazione varietale, ma anche la lotta agli infestanti, l'irrigazione e anche è prevista anche una fase di test per quanto riguarda prove di compostaggio sulla qualità del compost, quindi prove finalizzate a promuovere circoli virtuosi di riuso e riutilizzo delle risorse nell'ottica di una economia circolare. Sì, io nell'ambito è uno dei progetti che abbiamo istruito ad Agrigento, molto interessante per quanto riguarda l'innovazione varietale e anche per le innovazioni culturali che riguardano l'asparago, in maniera da consentire la diffusione di questa importante pianta orticola anche nel nostro areale, che può avere un importante sbocco economico. Oggi siamo qui come primo incontro per parlare di un progetto di innovazione culturale dove noi come Confagricoltura siamo partner di questo progetto, ma principalmente siamo sempre stati storicamente presenti e attenti a tutti i temi dell'innovazione culturale, perché in agricoltura bisogna guardare il mondo agricolo che cammina, non bisogna stare fermi, bisogna andare avanti e seguire tutte le innovazioni sia di carattere culturale, sia di carattere commerciale, sia di carattere dei gusti dei consumatori. E per questo motivo noi oggi iniziamo questo percorso sperando di ottenere dei risultati utili sia per il mondo compagricolo e sia per il mondo agricolo tutto siciliano.